La via Postumia, al tempo dei Romani, collegava Genova ad Aquileia. Nei pressi del tagliamento, quest'arteria importantissima si incrociava con un'altra via di comunicazione, quella che da Concordia andava verso Ospedaletto e quindi verso il centro Europa. In prossimità di questo nodo di comunicazione nacque Codroipo, dal latino quadruvium, che vuol dire appunto incrocio. Il villaggio dovette essere situato all'inizio nella località oggi chiamata Muraulis, nella quale sono stati rinvenuti alcuni reperti d'epoca romana. Nella tarda antichità, per far fronte alle invasioni provenienti da est, il villaggio fu fortificato e al suo interno, già nel V secolo, sembra fosse costruita una chiesa, resti della quale sono stati rinvenuti sotto il Duomo. Codroipo fu poi soggetta ai Longobardi, quando divenne centro di una certa importanza. Da questo momento in poi, ovvero dalla fine del VII secolo, Codroipo piomba in un cono d'oscurità, che sottintende forse una sua decadenza economica e sociale. La rinascita di Codroipo e di tutto il Friuli data al X secolo, quando i patriarchi di Aquileia cominciarono un'opera di ricostruzione, patrocinata dagli imperatori germanici, che fu sostenuta dall'immigrazione forzata di popolazione slava, nelle campagne spopolate da anni di guerre e pestilenze. Si veniva così ricostituendo il tessuto demografico ed economico, che doveva sfociare nella rinascita posteriore all'anno 1000. L'antica quadruvium ritorna all'originaria importanza strategica e commerciale. Nel 1001 entra ufficialmente nella storia in una donazione dell'imperatore Ottone III. Anche a Codroipo, come in altri paesi, si costituisce una vicinia, ovvero una sorta di assemblea dei capifamiglia, che le campane chiamavano a raccolta in piazza per discutere i problemi della comunità. D'altra parte Codroipo non divenne libero comune, anche perché troppo importante militarmente e quindi soggetto alla diretta amministrazione dei patriarchi. Codroipo, come tutto il Friuli, fu coinvolto durante il Medioevo nell'interminabile e violenta disputa che opponeva i patriarchi ai conti di Gorizia. Per una lunga parte del 1300 la cittadina fu sotto il dominio dei conti goriziani, che la usarono nella loro strategia di accerchiamento del patriarcato. Confuse sono le vicende del XV secolo, dopo la conquista del Friuli da parte dei veneziani. Codroipo restò ancora in mano ai conti di Gorizia e quindi all'imperatore austriaco. Ancora nel 1535, a Trento, fu sentenziato che la cittadina doveva essere affidata alla Casa d'Austria. Di questa lunghissima disputa approfittò la ricchissima famiglia dei Cossio, che durante il XVI secolo dominavano Codroipo come piccoli re, amministrando la giustizia, i commerci e l'economia. Un periodo tutto sommato positivo. I documenti di quell'epoca, come apprendiamo dal libro Codroipo, edito dalla Proloco Villa Manin, riportano che nella cittadina c'erano 3 osterie, macelleria, farmacia e un barbiere che funzionava anche da pronto soccorso. Per la strada che da Venezia portava a Vienna viaggiavano non soltanto merci, ma anche cultura. Sappiamo di un libraio ambulante che fu inutilmente ricercato dall'Inquisizione per aver venduto un'opera proibita di Erasmo da Rotterdam, sotto le finestre del signor Tommaso Cossio. Alla fine del Seicento comincia la costruzione di Villa Manin, uno dei gioielli dell'architettura veneziana e universale. Un enorme complesso fastoso e imponente, che doveva celebrare la gloria di una famiglia potentissima, a cui appartenne tra l'altro l'ultimo doge. Nel Settecento assunse la sua forma attuale l'antica chiesa parrocchiale dell'Assunta, ricca di opere d'arte al suo interno.
Nel grigio Ottocento friulano, Codroipo continuò a godere di un certo vantaggio per la sua posizione e fu interessata a numerosi potenziamenti delle vie di comunicazione. Ritornata all'Italia nel 1866, Codroipo subì gravi danni sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Oggi Codroipo è il secondo centro della provincia di Udine con oltre 17.000 abitanti. Dal punto di vista demografico, quindi, un'espansione consistente che negli ultimi 30 anni ha portato anche ad una naturale e conseguente crescita sul territorio di nuovi servizi. Assieme alle crescenti strutture, mosse dal tangibile interesse economico, c'è stata anche un'evoluzione edilizia di ambienti socioculturali, determinata dalla conferma spirituale di un numero sempre maggiore di nuovi abitanti. D'importanza notevole la nuova chiesa di San Valeriano, nata nella zona ad est del capoluogo, costruita per agevolare i nuovi parrocchiani nell'accedere alle funzioni sacre. L'obiettivo era quello di fornire un'identità religiosa ad un quartiere cosmopolita, formato da famiglie di nuova formazione o immigrate dai paesi vicini. L'iniziativa nasce nel 1983, grazie a Monsignor Giovanni Battista Copolutti, che si impegna a verificare la fattibilità di un nuovo edificio di culto nella periferia di Codroipo. E grazie ad un'area concessa dal Comune su cui erigere la nuova chiesa, il 9 settembre 1984, in occasione della visita del primate di Polonia, Cardinal Joseph Klemp, viene benedetta la prima pietra, nella quale viene collocata una pergamena con le firme delle autorità presenti alla solenne manifestazione. La prima pietra ha un significato profondo, in quanto proviene da una parrocchia gemellata ed esattamente da quella di Avilla di Buia. Il gemellaggio nacque in occasione delle tragiche vicende del sisma, che colpì il Friuli nel 1976. La pietra venne recuperata dalle rovine della chiesa di Avilla, distrutta dal terremoto, ed ora costituisce la soglia della nuova chiesa di Codroipo. E proprio da qui iniziamo, grazie all'aiuto dell'occhio della telecamera, il viaggio alla scoperta della moderna cappella. Il presbiterio è opportunamente distinto dalla navata per mezzo di un rialzo e definito da una parete concava adeguatamente trattata in modo che risulti percepibile chiaramente l'altare quale centro ideale a cui spontaneamente converga l'attenzione di tutta l'assemblea. La struttura lignea del tetto poggia su ponti architettonicamente definiti lungo il perimetro murario, sicché la funzione statica venga sottolineata da un'accentuazione formale, nell'intento di rendere l'intera costruzione comprensibile e quindi ospitale. Ad evitare il formarsi di fenomeni di eco, con conseguenti possibili disturbi per una corretta audizione, il paramento interno della muratura perimetrale è realizzato con una superficie modulata, mediante aggetti e rientranze, ricavate seguendo la trama dei mattoni. L'edificio sorge su un'area appositamente designata all'interno del secondo quartiere PEP di Codroipo. Oltre alla chiesa vera e propria, dimensionata per ospitare circa 250 persone, l'edificio comprende aule per dottrina e attività complementari, una sala per riunioni, una cappella feriale, un ufficio e diversi vani di servizio. La superficie coperta complessiva è di 550 metri quadri.
La nuova chiesa è ubicata in fregio a una vasta area con parziale destinazione a verde e per il resto da adibire alla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche. Praticamente al centro del nuovo quartiere, che si va completando, l'edificio costituisce la quinta frontale di una piazza di forma triangolare. Degli altri due lati, uno solo attualmente è edificato e ospita negozi e botteghe artigiane. Il contesto ambientale che forma l'intorno non possiede particolari qualità architettoniche né emergenze naturalistiche. Domenica 11 settembre, l'arcivescovo Monsignor Alfredo Battisti ha celebrato la dedicazione della nuova chiesa intitolata a San Valeriano. Siano queste a guidarmi, mi portino alla tua santa montagna e dove tu risiedi verrò al mare di Ascoltiamo il direttore del Consiglio Pastorale, Pierino Donada. Davanti alla porta ancora chiusa di questa chiesa, oggi c'è gente, tanta gente. È certamente uno spettacolo che riempie lo sguardo, che può dar soddisfazione, che può entusiasmare chi ha riposto tanta fatica e sacrifici per far sì che questa nostra chiesa potesse sorgere. Il saluto del sindaco Giancarlo Tonutti all'arcivescovo e agli astanti. Monsignor Arcivescovo, Monsignor Remo Bigotto, rappresentanti della società civile e sacerdoti che con il vostro servizio avete lasciato traccia nei nostri cuori. Cittadini convenuti per questa significativa cerimonia di consacrazione e di dedicazione. Io colgo l'occasione. Il progettista e direttore dei lavori, architetto Franco Molinari, consegna le chiavi all'arcivescovo. Parecchi tecnici della nostra area che hanno collaborato con me e anche chi ha lavorato materialmente. Consegnato le chiavi a me, io adesso le consegno all'arciprete. Carissime. Varcate le porte del Signore con inni di grazie e i suoi atri con canti di lode.
Il Vescovo benedirà l'acqua e con questa aspergerà noi, il popolo, e le pareti di questa chiesa. Il richiamo è molto forte alla vocazione battesimale e al potere rigeneratore dell'acqua in Cristo. Morti e sepolti con Lui diventiamo creature nuove. Chiamati, convocati dalla parola per diventare ascoltatori e servitori. Ecco allora che la parola di Dio risuona in questa Chiesa ed è un invito per tutti noi all'ascolto e ad essere annunciatori della bella notizia nella storia. Risuoni sempre in questo luogo la parola di Dio, riveli e proclami il mistero di Cristo e operi nella Chiesa la nostra salvezza. Dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, stringendovi al Signore pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Un caro saluto a tutti, sorelle e fratelli, al carissimo Monsignor Remo, arciprete di questa parrocchia, ai sacerdoti concelebranti, a tutta la comunità cristiana e saluto nel sindaco anche la comunità civile. È la prima volta che mi capita di consacrare, dedicare una chiesa in onore di San Valeriano, questo santo della chiesa aquileiese, santo vescovo, che fu vescovo dal 370 al 387 e durante il suo episcopato la chiesa di Aquileia è stata una chiesa fiorente. Si è celebrato anche un sinodo, il sinodo di Aquileia, presenti vescovi venuti dall'Africa, dalla vicina Slovenia e parecchi dall'Italia. È stato animatore di quel concilio Sant'Ambrogio. Venne in quel modo sconfitto definitivamente l'eresia ariana che intaccava la fede in Cristo Gesù. San Valeriano diventa quindi protettore di questa carissima Chiesa e di questa carissima comunità. Solo Dio è 3 volte santo, ma nella sua santità che ci è stata donata da Lui in Cristo anche noi diventiamo santi. Ora il Vescovo procede all'unzione dell'altare con il crisma e all'unzione delle 12 croci disposte lungo le navate della Chiesa. L'altare sta a simbolizzare Cristo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo e una sola mensa.
Sull'altare sono incise 5 croci ad indicare le piaghe di Cristo, quasi a rendere l'immagine visibile di Cristo in mezzo a noi, nel luogo laddove si rinnova il suo sacrificio. Le 12 croci, come dalle 12 tribù dei figli di Israele Dio riunì un unico popolo, così anche noi, riuniti sulla fede dei 12 apostoli, veniamo unificati nell'unica Chiesa. Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue. Esultai quando mi dissero andiamo alla casa del Signore, ed ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Gerusalemme riedificata come città, ricostruita compatta, là sono salite le tribù del Signore. Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo morto e risorto, datevi un segno di pace.
Ecco, io vorrei ricordare come è stata una storia vissuta insieme questa nuova chiesa. Quando la prima volta sentì che c'era una chiesa da costruire, rimasi sorpreso. Si pensa subito a una difficoltà, a una grana, e invece è stata l'occasione per fare un cammino più significativo insieme. Hai ricordato tanti, ne hai dimenticato uno, ti sei dimenticato te stesso, io faccio a nome di tutti, quindi... La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.